Parla tifoso dell'azzurro. È sempre un piacere portarvi le ultime novità dal nostro club. Non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti per non perdere nessuna novità sul Napoli. Oggi parleremo dell'intervista al nostro allenatore Rudi Garcia al termine della partita. Ha commentato la vittoria che abbiamo ottenuto e quanto sia importante rimanere concentrati nella ricerca di risultati positivi. Garcia ha sottolineato che la prestazione della squadra è stata solida. Abbiamo segnato 2 gol nel primo tempo e siamo riusciti a segnarne un terzo, che è sempre fondamentale per assicurarsi la vittoria. Abbiamo però subito un gol sfortunato, che ha permesso al Verona di rientrare in partita. Riguardo alla scelta di scegliere Raspadori come titolare, Garcia ha spiegato che stava cercando un gioco offensivo di qualità. Abbiamo la fortuna di avere attaccanti come Osimhen, Raspadori e Simeone. L'allenatore ha fiducia in questi giocatori per creare occasioni e segnare gol. Garcia ha anche sottolineato l'importanza di congelare il gioco senza subire gol, anche quando siamo in vantaggio. Ha ammesso che alla fine abbiamo permesso al Verona di avere più possibilità di segnare. Con la Champions League alle porte, l'attenzione deve essere costante e l'allenatore è consapevole che le menti dei giocatori possono essere divise. Infine ha parlato di Kvaratskhelia, rientrato in squadra. La nuova celebrazione con la freccia? Ebbene, tutti erano curiosi di saperlo e anche l'allenatore è interessato a scoprire il significato di questa celebrazione. È sempre interessante sentire le parole del nostro allenatore a fine partita, ed è chiaro che il Napoli è determinato a continuare a cercare il successo. Ma ora vorremmo sapere la tua opinione. Cosa pensi della prestazione del Napoli in questa partita? Cosa pensi della Champions League? Lasciate i vostri commenti e suggerimenti per i video futuri. Continua a sostenere il Napoli e resta sintonizzato per altre entusiasmanti novità. Forza Napoli sempre!